live, sto facendo delle prove. Qualche giorno fa, un paio di giorni fa, ho fatto un'altra live e mi sono accorta che posso migliorare in alcune cose, ad esempio l'audio. Allora oggi mi trovo a Tolmezzo e sto per salire a Pracastello, sto per fare una salitina, non è molto lunga, saranno circa 600 metri e vado a farla in diretta con voi. Colgo al volo l'occasione appunto per testare, adesso mi sono dotato di un microfono e voglio vedere se l'audio si sentirà bene. Quindi adesso non sto a dilungarmi troppo, provo a parlare anche così perché in realtà il microfono ce l'ho qua dentro. Adesso mi si stanno appannando gli occhiali, quindi torno così. Bene, adesso cambio la visualizzazione della strada, che non vedo niente perché gli occhiali appannati, c'è anche il riflesso del sole, e poi partiamo. Ecco, inquadriamo bene il percorso, tiriamo su la mascherina e partiamo. Ecco, tra qualche centinaio di metri, tra 100 metri più o meno, inizierà la salita. È una salita, tira abbastanza su, adesso vi dirò in diretta la pendenza, però è una salita corta, io la farò in maniera tranquilla perché oggi ho già fatto troppi chilometri, sono stanco, avevo voglia di venire qui a Pracastello visto che mi trovavo nelle vicinanze, allora ne approfitto per fare questa live. Ecco, la salita inizia da qua. Al termine vi dirò anche la lunghezza, vediamo. Ok, adesso pian piano saliamo. La strada è un po' rovinata, mi tocca fare slalom ogni tanto e questo qua mi serve per rendermi conto intanto di come si sente l'audio e poi di come si vede il video, perché ogni tanto l'altra volta le immagini non erano molto nitide. Io sto trasmettendo in HD, quindi le immagini dovrebbero essere nitide, però l'altra volta appunto ogni tanto non erano nitide e non capisco il perché. Quindi o era un problema di connessione oppure immagino che sia perché il cellulare non è stabilizzato, non ha la stabilizzazione dell'immagine e quindi le vibrazioni della strada fanno sì che il sensore non metta a fuoco l'immagine. Almeno io ho pensato una cosa del genere. Bene, come si stanno appannando gli occhiali non vedo un tubo e la strada continua a salire. È molto ruvido l'asfalto, un po' fastidioso. Vedremo dopo in discesa. Si chiama Pracastello perché ci sono i ruderi dell'antico castello di Tolmezzo. Adesso se c'è qualche stradina ve lo farò vedere, altrimenti tornerò con calma un'altra volta. Ecco, ancora qualche decina di metri e siamo arrivati. La pendenza è intorno al 9%. Ecco, siamo arrivati. Questo è Pracastello, lassù c'è la torre Picotta. Adesso mi fermo che ve la faccio vedere e vi faccio vedere anche una panoramica del comune di Tolmezzo. Allora, mi fermo. Eccomi qua. Adesso stacco il cellulare. Intanto saluto le persone che sono online. Qui ho schiacciato un tasto, spero di non aver fatto qualche danno. Adesso vi faccio vedere la torre Picotta. Eccola, quella lassù. La torre Picotta. E adesso il comune dell'abitato di Tolmezzo.
Ecco, il panorama è molto bello. Lì sono le rovine, i ruderi del castello, ma non scendo perché non mi va di andare sul prato, non mi va di staccare i pedali dalla bici. Comunque questo è quello che resta del castello. Comunque mi pare che in un mio precedente video di un paio di anni fa vi avevo mostrato proprio il sentiero che porta alla Torre Picotta e avevo fatto vedere anche per bene i ruderi del castello. Quindi dopo vi metterò in descrizione il video. Adesso vi faccio vedere il campanile di Tolmezzo. Ecco, questo qui è il Duomo e questo è il campanile. La struttura dietro, quella, vediamo se riesco a farvi vedere col dito, questo qua è l'ospedale, questo qua come vi ho detto è il Duomo con relativo campanile. Bene amici, allora rimetto il cellulare sulla bici e adesso scendo e proviamo a vedere come si sente, come si vede. Allora, sì, lo vedrò ovviamente dopo quando torno a casa perché adesso non riesco a fare niente. Allora, cambiamo il visuale. Ecco qua. Adesso facciamo la discesa. Al termine della discesa concluderò questa breve diretta. Come vi ho detto all'inizio mi serviva solamente per provare, per fare alcune prove, per vedere se l'audio si sente e come si sente e per vedere, visto che qui la strada è un po' molto ruvida, per vedere se si vede a buona definizione oppure a cattiva definizione. Se c'è cattiva definizione penso che sia colpa delle vibrazioni e delle strade, non della connessione. Adesso io sto parlando perché c'è del vento contro ovviamente, quindi mi serve per darmi un'idea se con il vento in queste condizioni l'audio si sente bene, cioè se il microfono mi esclude il vento. Ancora qualche decina di metri e poi siamo arrivati. Come avete visto si arriva solo un momento, non è una salita super impegnativa, si toccano pendenze del 10% e poi il panorama che si può vedere è molto bello, come vi ho fatto vedere. Bene, adesso mi fermo. Ed eccoci qua, arrivati al termine anche di questo giro. Bene, vi ringrazio per avermi seguito in questa diretta, spero che si sia visto e sentito bene e noi ci vediamo al prossimo video, anzi vi do appuntamento stasera perché stasera c'è la terza tappa del Tirreno Adriatico e ovviamente farò il mio commento come ho fatto per le prime due tappe. Bene, vi saluto, vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, vi invito a seguirmi su Instagram, mi trovate come @magic_Lucora e da poco ho cominciato a seguire più assiduamente un canale Telegram che avevo creato e anche lì mi trovate come Magic_Lucoral. Bene, vi ringrazio e oggi posso dire Pracastello, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.